Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Sicilia flagellata dal maltempo, raffiche oltre i 100 km/h, paura a Siracusa, tetti scoperchiate a Palermo, mare in tempesta alle Eolie. Ciclone Harry, Legambiente accusa urbanizzazione e alta densità abitativa tra i fattori che hanno amplificato i danni di un disastro che si poteva evitare. Anni scemi, attesa per il Consiglio dei Ministri di domani, dovrà stanziare 150 milioni per 1500 senza casa dopo la frana. Il Comitato dei Cittadini, niente interventi di fortuna, vogliamo rifarci una vita qui e adesso. Nuova trappola online, la truffa della ballerina, si chiede un voto su WhatsApp per la figlia di amici, ma si cade in trappola, vedremo perché. Droga, 12 arresti tra la Sicilia e la Spagna, al vertice dell'organizzazione di trafficanti, un catanese e la compagna, confiscati marijuana, hashish, armi e €1 milione. Ricchezza o fede, il dilemma di San Francesco rivive in un musical andato in scena al Palacongressi di Agrigento. Calcio, sfida decisiva al Massimino, il Catania ospita il Trapani nel recupero di domani, obbligatoria la vittoria per riaprire la corsa e avvicinare il Benevento. L'ultimo saluto a Orazio Russo, Catania si stringe attorno alla famiglia dell'ex rosso-azzurro, oggi funerali in cattedrali, presenti squadra, dirigenti, ex calciatori. Bentrovati, dunque la Sicilia è stata sferzata dal vento del ciclone Oriana, raffiche oltre i 100 km/h, tragedia sfiorata a Siracusa dove una copertura di lamiera è finita in mezzo alla strada, anche a Palermo divelte coperture di capannoni, caduto un albero, mareggiate alle Eolie. L'allerta vento andrà avanti fino a venerdì. Sentiamo Francesco Aloi. Il forte vento si sta facendo sentire in gran parte della Sicilia. Qui siamo a Siracusa. In via Piave di buon mattino si è sfiorata la tragedia proprio a 2 passi dall'ufficio postale. Questa copertura in lamiera è venuta giù da un tetto, fortunatamente non colpendo passanti. Ma le raffiche di vento stanno mettendo a dura prova un po' tutta l'isola. In realtà interessano tutto il Tirreno meridionale con intensità anche a tratti molto forti, superiori ai 100 km e raffiche superiori ai 100 km/h. Fortunatamente la perturbazione però si sta allontanando e nelle prossime ore avremo un miglioramento del tempo che ci accompagnerà anche nella giornata di domani. Mattinata da dimenticare a Palermo. Nella notte un albero è caduto bloccando via Ugo La Malfa e traffico in tilt da viale Regione Siciliana Nord-Ovest a via Belgio. Danni anche a Brancaccio con alcuni tetti dei capannoni divelti. Vento e mareggiate hanno isolato l'arcipelago delle Eolie. Non c'è pace per l'approdo agli scafi nella frazione di Ginostra a Stromboli, con i marosi che hanno scardinato e trascinato in mare altri pezzi del grigliato. A Lipari, nella frazione di Acquacalda, il mare è arrivato fin dentro le abitazioni. Perché per la giornata di giovedì è prevista un'ulteriore perturbazione che porterà prima venti di scirocco e poi di nuovo venti di maestrale molto forti. Cronaca di un disastro annunciato, così Legambiente Sicilia definisce il ciclone Harry. Il dossier sugli effetti sulla costa ionica e gli effetti appunto sulla costa ionica sono stati presentati oggi a Messina. Sentiamo Triolo. Una realtà allarmante, un territorio dove l'elevata densità abitativa e le profonde trasformazioni urbanistiche hanno annullato la resilienza naturale di fronte ai cambiamenti climatici. La denuncia di Legambiente Sicilia, che a Messina ha presentato un dossier sulle cause e gli effetti del ciclone Harry sulla fascia ionica, temperature marine più elevate, innalzamento del mare, venti meteorologici estremi e piogge torrenziali stanno infatti trasformando in modo irreversibile il profilo delle coste con danni ambientali ed economici senza precedenti e il Mediterraneo si caratterizza sempre più come un hotspot mondiale del cambiamento climatico, quindi bisogna evitare di ripetere scelte sbagliate. Fare le scelte sbagliate significa intanto appunto ricostruire laddove si è capito che non si deve costruire, dagli stabilimenti balneari ai lungomari, lungo appunto la fascia costiera, che sono opere rigide che aumentano i processi di erosione costiera e gli effetti devastanti delle tempeste e delle mareggiate, e quindi su questo bisogna completamente cambiare strategia.
Tra il 2009 e i primi mesi del 2026 in Sicilia sono stati registrati oltre 302 eventi estremi, 45 solo nel 2025 e 8 già nel mese di gennaio 2026. Oggi il 77% della fascia costiera siciliana è a rischio erosione, mentre negli ultimi 15 anni è stato consumato oltre il 6% del territorio costiero. In particolare il dossier evidenzia come l'area ionica si sia trasformata dal 1954 ad oggi da un ecosistema di spiagge profonde e dune protettive in una città lineare ipersatura. Il centro storico devastato, oltre 1500 sfollati, famiglie e commercianti senza casa e lavoro. Niscemi attende il Consiglio dei Ministri di domani per gli stanziamenti annunciati dalla Premier Meloni. Il Comitato dei Cittadini dice: abbiamo fiducia nello Stato, ma servono risposte immediate. GR Italia. Case sventrate, saracinesche abbassate e strade deserte. A Niscemi la frana ha stravolto il volto del centro storico e sospeso la vita di oltre 1500 persone. Un'intera comunità costretta a fuggire, lasciando dietro di sé case, attività e ricordi. Ieri gli sfollati hanno incontrato la Premier Giorgia Meloni per chiedere risposte, tempi certi e interventi immediati. E la richiesta è netta: risarcimenti rapidi e sicurezza per chi dovrà rientrare. Questa sicurezza la danno gli interventi che dovranno essere fatti nei costoni. Non siamo d'accordo con soluzioni di fortuna, con Newtown, con altre soluzioni che non ci interessano. Ecco, noi vogliamo essere risarciti ed essere liberi di rifarci una vita, di ricominciare una vita dove ci pare. E dal governo ieri sono arrivate promesse di fondi e procedure accelerate. Le risorse ci saranno per fare quello che va fatto. Ma non vanno disperse, e quindi anche rispetto a quello che è accaduto nel passato, dove a volte non mancavano le risorse ma mancava la capacità di spesa di quelle risorse, la mia scelta è che le risorse devono essere erogate man mano che vengono spese. Alla Premier fa eco anche il sindaco Massimiliano Conti, che ribadisce che Niscemi non verrà lasciata sola. Ci sarà il Consiglio dei Ministri dove verrà varato un DL e noi saremo chiaramente trattati nel DL con apposite norme, con appositi stanziamenti, e ci sarà un commissario straordinario soltanto per Niscemi. Tutto questo per accelerare i tempi, è una cosa che ci dà certezza alla città, e quindi siamo pienamente soddisfatti. Ma in città oggi la fiducia è legata ai fatti, perché la ferita è profonda e il tempo pesa. Noi vogliamo ricevere questi aiuti per ricostruirci una vita qui, per ricostruire una vita a Niscemi e ricominciare, ma non tra 10 anni, 14 anni come è stato fatto, qualcuno anche se ne vanta, ma adesso. E a proposito degli aiuti, da oggi è operativa la piattaforma della Regione Siciliana per presentare le istanze e accedere ai contributi straordinari destinati alle attività danneggiate dal ciclone Harry e quelle di Niscemi. L'avviso prevede un contributo straordinario fino a 20.000 euro. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 27 febbraio. La Regione ha già destinato 680 milioni di euro. Un 27enne, cambiamo argomento, Fabio Toscano, è morto a Gela, in provincia di Caltanissetta, a causa delle conseguenze riportate in un incidente stradale questa mattina su un tratto del lungomaro Federico II di Svevia. Il giovane avrebbe perso il controllo della moto Honda sulla quale era in sella. Tra i primi a intervenire il sindaco terenziano Di Stefano nella zona per un sopralluogo. Gli ha praticato un massaggio cardiaco per rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Il giovane è stato trasferito all'ospedale Vittorio Emanuele, ma è morto. Attenzione, è diffusa anche in Sicilia la truffa della ballerina. Un messaggio WhatsApp inviato da un conoscente ci invita a votare per una bambina figlia di amici che partecipa ad un concorso. Sembra tutto vero, invece è una nuova trappola online. Sentiamo di che si tratta con Simona Mazzone. Un messaggio inoltrato come tanti, una ballerina in primo piano con la didascalia "potresti votarla" e la figlia di amici cari. Attenzione, nessun concorso, nessuna bimba da votare, è la nuova trappola online che da giorni circola su WhatsApp colpendo ignari utenti in tutta Italia. Si tratta di una sofisticata forma di phishing della messaggistica che sfrutta la buona fede dell'utente per rubare il controllo degli account e per propagarsi come un virus. Nessun pagamento richiesto. I truffatori usano spesso la parola gratis per carpire la fiducia della loro vittima.
Il link ovviamente non porta ad alcun concorso di danza, l'utente viene reindirizzato in un sito falso che imita l'aspetto di una piattaforma ufficiale e che a breve gli carpirà tutti i dati. Cosa fare per difendersi? Non aprire link ricevuti anche da contatti della propria rubrica, inserendo dati personali quali il proprio numero di telefono o un codice di verifica ricevuto tramite SMS. Attivare il sistema di sicurezza della verifica in 2 passaggi e controllare se al proprio account sono connessi altri dispositivi, eliminando quelli non conosciuti. Chi casca nella rete consegna inconsapevolmente le chiavi del proprio account WhatsApp ai truffatori. In pochi minuti si perde l'accesso al proprio profilo e il messaggio della ballerina schizza su tutti i contatti dell'utente, diffondendo la truffa in modo esponenziale. In caso di compromissione del proprio account, notiziare tempestivamente tutti i propri contatti di una possibile truffa e segnalare o denunciare alla Polizia di Stato qualsiasi attacco ricevuto. Traffico internazionale di droga, 12 arresti tra Sicilia e Spagna. Al vertice dell'organizzazione un catanese e la compagna, sequestrati marijuana, hashish, armi e €1 milione. Tonino De Mana. 12 indagati, un maxi sequestro di cannabis e di un'ingente somma di denaro, oltre €1 milione. È il bilancio di un'operazione antidroga internazionale denominata Barcellona Express Farfalla, che ha portato all'arresto di 12 persone tra Sicilia e Spagna. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, con l'aggravante per il promotore della disponibilità di armi, detenzione, spaccio di droga e riciclaggio. Al centro dell'indagine un traffico di marijuana ed hashish dalla Spagna alla Sicilia orientale. Numerose perquisizioni in provincia di Catania e a Barcellona hanno portato al sequestro di 1.670 piante di cannabis, di 3 piantagioni indoor di sostanza stupefacente e di oltre €40.000 in contanti. Un ulteriore carico, destinato in Sicilia, è stato intercettato al porto di Civitavecchia con la droga che era nascosta all'interno di grossi sacchi di mangime per animali domestici, in modo da rendere difficoltosa l'individuazione in caso di controlli. A capo dell'organizzazione ci sarebbe stato un catanese di 46 anni che si avvaleva della preziosa collaborazione della compagna. Ad entrambi è stato contestato il reato di riciclaggio di denaro. Prima una folle fuga in auto per evitare l'ALT, poi l'arresto grazie a un tranello della mobile di Catania. Un corriere della droga con doppio passaporto panamense viaggiava con a bordo 44 kg di cocaina. Ferlito. Pensava di muoversi lontano da occhi indiscreti tra i capannoni della zona industriale di Catania, ma il suo giro di rifornimento si è trasformato in una fuga disperata finita con le manette. Un extracomunitario di 31 anni è stato arrestato dalla squadra mobile con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato notato mentre armeggiava sotto il sedile anteriore lato passeggero della sua auto. Alla vista degli agenti ha tentato di scappare speronando l'auto di servizio e dandosi alla fuga fino al quartiere di San Cristoforo, dove ha abbandonato il veicolo nel tentativo di far perdere le proprie tracce. All'interno dell'auto gli investigatori hanno sequestrato 10 panetti di cocaina per un peso complessivo di 11 kg, oltre a un borsello contenente un telefono cellulare e 2 passaporti intestati allo stesso fuggitivo. I successivi controlli hanno permesso di rinvenire altri 28 panetti di cocaina. In totale sono 44 i panetti di droga sequestrati. L'uomo, rintracciato poco dopo, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Piazza Lanza. Andiamo alla politica. Affonda in aula la riforma degli enti locali. L'Ars boccia con il voto segreto il terzo mandato ai sindaci, ai sindacati e il consigliere ai sindaci e il consigliere supplente. Si salvano però le quote rosa. Maglio Viola. Niente terzo mandato per i sindaci dei comuni siciliani con meno di 15.000 abitanti. In Italia esiste, ma nell'isola non ci sarà. Stop anche al consigliere supplente. Il voto segreto affonda la riforma degli enti locali. Cadono nel vuoto gli appelli dell'Anci Sicilia. E ancora una volta nel segreto dell'urna almeno una decina di deputati di maggioranza votano insieme all'opposizione. Indignato il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, che però non può che prendere atto della volontà dell'Aula, che comunque approva il cosiddetto tagliando antifrode,
e dà il via libera ad una sola delle norme pregnanti, ovvero la rappresentanza femminile al 40% nelle giunte comunali siciliani. Per ottenere questo risultato le donne parlamentari, che temevano venisse affossato anche questa norma, erano scese in piazza ottenendo il sostegno di sindacati e società civile. C'erano i deputati in piazza che avevano espresso anche la vergogna per il percorso travagliato della norma. Questa norma è diventata quasi merce di scambio con altre norme, non siamo assolutamente disponibili. È paradossale che nel 2026 siamo ancora qua a lottare per un sacrosanto diritto di pari opportunità e di uguaglianza di genere. È veramente una cosa che a me personalmente mi causa anche vergogna. Ma protestavano anche le esponenti femminili di altre amministrazioni, oltre a sindacati e studentesse. Era necessario che questa battaglia tornasse, come d'altronde era già partita, in piazza, perché è bene che dentro si capisca che la voce da ascoltare non è soltanto quella delle donne che già, come anche noi, ricoprono ruoli istituzionali, ma di ogni donna e anche di ogni uomo. Mi permetto di dire che non si accontenta più di una politica espressione soltanto dello sguardo maschile. Le quote rosa adesso sono legge, ma il prezzo pagato è una riforma decisamente dimezzata. Rimaniamo a Palermo, andiamo allo Zen per vedere come procede la storia della famiglia assegnataria dell'alloggio popolare che aveva ricevuto delle intimidazioni. L'immobile era stato danneggiato e poi salvaguardato, in qualche modo presieduto dall'assessore Ferrandelli, che dice: la mafia qui non vince, ci sono le istituzioni. Vediamo. Alla fine ha vinto la legalità. Prima notte serena per la famiglia composta da 2 adulti e 6 figli che da ieri ha preso possesso della casa allo Zen 2, presidiata giorno e notte dall'assessore Ferrandelli assieme ad associazioni e cittadini dopo le minacce di morte verso la precedente famiglia che era scappata impaurita nel cuore della notte. Cornetti e caffè questa mattina per la famiglia offerti dall'assessore all'emergenza abitativa. È un atto di presenza reale delle istituzioni che non intendono girarsi dall'altro lato e soprattutto che vogliono affermare il fatto che le case popolari le dà il comune, non le dà la mafia, non la dà la criminalità organizzata e non si profitta sul bisogno. Noi diamo le case popolari gratis a chi è iscritto nella lista dell'emergenza abitativa. Cosa Nostra ti fa pagare 10-15 mila euro ad appartamento per fare una vita da latitante. Uno schiaffo a Cosa Nostra che gestiva il traffico illecito dell'assegnazione delle case. La risposta ferma delle istituzioni. Se non hai i soldi per poter pagare 10-15 mila euro ti chiedono l'affiliazione per pratiche illegali per te e per i figli. Noi vogliamo spezzare questo gioco ed è il motivo per il quale stiamo vigilando centimetro per il centimetro il nostro patrimonio edilizio, perché saremo noi a dare le case casa dopo casa. Siamo passati da 7 case popolari date ogni anno dal comune di Palermo ad una media in questi ultimi 16 mesi di 250 case. 1.000 euro per una patente nautica ed esami truccati alla motorizzazione di Palermo. Il sistema di corruzione era ben collaudato. Patenti nautiche vendute a prezzo fisso, esami truccati e mazzette contate perfino nel bagno degli uffici. È lo scandalo che scuote la motorizzazione di Palermo, dove un'indagine ha portato all'emissione di 5 misure cautelari e coinvolto complessivamente 46 persone. Il provvedimento è stato firmato dal GIP al termine degli interrogatori preventivi. Le indagini, supportate da intercettazioni ambientali e telecamere piazzate dalla polizia stradale negli uffici, avrebbero fatto emergere un vero e proprio sistema corruttivo. Le immagini riprenderebbero l'ex funzionario Marcello De Caro mentre conta 7.000 euro in contanti all'interno di un bagno della struttura. Poco dopo, nello stesso luogo, un collega sarebbe stato immortalato con un'altra busta piena di denaro. Secondo l'accusa esisteva un vero e proprio tariffario, 1.000 euro per ottenere la patente nautica, con possibilità di conoscere in anticipo le domande dell'esame. In alcuni casi i candidati non si sarebbero nemmeno presentati ai quiz e la loro presenza sarebbe stata attestata falsamente. Tra gli indagati anche il portiere del Catanzaro Mirko Pigliacelli. Secondo i magistrati il verbale del suo esame sarebbe stato falsificato perché nel giorno del quiz si trovava in ritiro con la sua squadra. L'inchiesta punta ora a chiarire l'ampiezza del sistema e il numero effettivo di patenti rilasciate. Lo spettacolo adesso ad Agrigento dopo 40 anni continua a ricevere applausi e consensi. Il musical Forza Venite Gente, il musical appunto dedicato alla storia di San Francesco d'Assisi, di cui ci parla Davide Sardo. C'è un teatro che intrattiene e un teatro che lascia il segno.
E ancora una volta è accaduto con Forza Venite Gente, la commedia musicale dedicata alla vita di San Francesco d'Assisi, che ha conquistato il pubblico del Palacongressi di Agrigento nell'ambito della rassegna Riflessi Culturali. Oltre 40 anni di storia sulle spalle e un entusiasmo che non conosce tempo. 20 performer tra attori, cantanti e ballerini hanno dato vita a uno spettacolo rinnovato nelle scenografie e nelle soluzioni tecnologiche, ma fedele all'impianto narrativo che dal 1981 emoziona generazioni. Al centro il conflitto universale tra il giovane Francesco e il padre Pietro Bernardone, la scelta tra ricchezza materiale e vocazione spirituale, tra aspettative familiari e libertà interiore. È una storia in cui tutti possono ritrovare dei piccoli pezzetti di sé, c'è un rapporto tra un padre e un figlio molto conflittuale, c'è la capacità di un uomo di radunare persone e di coinvolgerle verso la direzione che aveva scelto. Abbiamo un pubblico che è estremamente caloroso, estremamente numeroso, che canta con noi, che si emoziona con noi e che, essendo uno spettacolo che ha tanti anni, in qualche modo rivive anche un po' la propria storia. Applausi convinti e partecipazione calorosa per uno dei musical più longevi del panorama nazionale, capace ancora oggi di unire comunità diverse attorno a un messaggio senza tempo. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio perché domani al Massimino c'è il recupero tra Catania e Trapani. I rossazzurri sono obbligati a vincere per accorciare le distanze con il Benevento che è in primo in classifica. Lo abbiamo sentito in una piccola anticipazione, adesso vediamo il servizio di Francesco Triolo. A meno 5 in classifica dal Benevento, un altro risultato renderebbe le distanze con il primo posto sempre troppo lunghe, considerato che le partite da giocare sono sempre di meno. Il Catania si mangia le mani per le occasioni perse, nelle ultime 3 partite ha di fatto dato via libera al Benevento. Toscano e il club hanno scelto la via del silenzio per rispetto alla scomparsa di Orazio Russo e quindi non ci sarà la consueta conferenza stampa di vigilia. Il tecnico però recupera Lunetta e Corbari dopo la squalifica e ritrova Di Noia che ha saltato la gara di domenica per un affaticamento muscolare. Può contare regolarmente su Bruzzaniti che si giocherà il posto sulla tre quarti con D'Ausilio, Lunetta stesso e Jimenez. Il Trapani arriva al Massimino dopo la sconfitta di Giuliano, pesante per la classifica dei Granata, immischiati sempre di più nella zona play-out. Aronica per la partita di domani ha tutti gli uomini a disposizione tranne gli infortunati Ciuferri e Vasquez. Su quest'ultimo c'è una leggera speranza, ma lo staff medico valuterà le condizioni della sua caviglia e poi si deciderà se sarà disponibile, almeno per la panchina. E lo abbiamo sentito nel servizio, il cordoglio e il lutto per Orazio Russo. Si sono svolti proprio oggi pomeriggio i funerali di Orazio Russo, ex calciatore e dirigente del Catania, scomparso 3 giorni fa. Sei storia e orgoglio di questa città, essenza di catanesità. Con questa scritta in un lungo striscione i tifosi rossazzurri hanno detto addio questa mattina a Orazio prima del funerale. La bara è stata poi portata dalla camera ardente che si trovava all'interno dello Stadio Massimino al centro del campo per un ultimo saluto, prima davanti alla tribuna B e poi sotto la tribuna A. Quindi il trasferimento in cattedrale per le esequie in Piazza Duomo. Nelle immagini appunto lo stiamo vedendo, la bara è stata accolta da un lungo applauso, stracolma ovviamente la chiesa, oltre alla prima squadra del Catania con il tecnico Mimmo Toscano, presenti anche Pasquale Marino e Pino Rigoli, ex allenatori rossazzurri, alcuni ex giocatori etnei come Peppe Mascara, Ciccio Pannitteri, Marco Biaggianti, oggi allenatore della Primavera del Catania, e Mariano Izco, diversi ex dirigenti del club rosso-azzurro. Bene, ci fermiamo ancora per una breve pausa, torniamo tra poco per le ultime notizie.
Ritorniamo in studio. Prima di chiudere, ancora una notizia. Un tunisino di 25 anni si è costituito dopo che avrebbe provato a violentare una donna che lavorava con lui da diversi anni. È accaduto ad Aidone. Enna, il giovane, dopo essere fuggito, si è consegnato ai carabinieri grazie all'intervento del presidente della comunità di accoglienza di migranti che lo aveva ospitato fino a qualche tempo fa e attraverso altri migranti l'ha invitato a costituirsi. Questa dunque era l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.